Si è tenuta domenica 9 ottobre la giornata aperta delle fattorie didattiche, evento organizzato dalla Regione del Veneto che ha l'obiettivo di far conoscere la rete di fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale, tante le attività per grandi e piccini che hanno incontrato il favore del pubblico. È un successo, la 19ª edizione, quest'anno si caratterizza dal fatto che è tutto occupato, sold out si direbbe, no? Tutte le 126 fattorie che hanno partecipato a questa giornata aperta hanno visto una grandissima partecipazione di famiglie, di bambini in particolare, che vengono a vivere quello che è un momento di ruralità, quindi capire gli usi, i costumi, le tradizioni, stare a contatto con gli animali, capire come funziona una fattoria, un'azienda agricola. Il mio lavoro principale è proprio quello sul linguaggio non verbale, quindi far capire alle bambini, ma non solo bambini, anche adulti, come ci si approccia agli animali e come si allevano in un modo che sia sostenibile per me, ma sostenibile anche per loro, dall'asilo fino agli anziani, passando per tutte le categorie di età. Istituito nel 2003, l'elenco regionale delle fattorie didattiche conta oggi 411 realtà suddivise in tutte le province venete, luoghi dove tutto l'anno è possibile partecipare ad attività formative. Tanti bambini non vivono più l'esperienza di diretto contatto con gli animali della fattoria e anche a scuola magari avviene in tempi limitati per progetti o durante le gite così, quindi il fatto di poter aumentare la frequenza aiuta i bambini a conoscere un nuovo mondo, insomma. Una giornata che è stata l'occasione per dare il via al concorso fuori classe, iniziativa che si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e alle fattorie didattiche regionali con l'obiettivo di progettare insieme percorsi innovativi di educazione civica. Da domani comincia il concorso fuori classe, quindi da domani avremo le scuole che coprogettano dei progetti, diciamo, di educazione civica assieme agli insegnanti e quindi parteciperanno con le fattorie e poi ovviamente faremo una premiazione dove premieremo tutti di fatto perché sono bravi, ma tra questi ci sarà qualcuno che ovviamente spiccherà per progetti particolari. È un concorso che io ritengo veramente innovativo perché finalmente mette insieme le due menti, cioè la scuola, quindi le insegnanti, e il titolare della fattoria didattica, che insieme progettano veramente un percorso da far fare ai bambini in modo continuativo. È stata un'esperienza bellissima l'anno scorso. Tutte le prossime iniziative sul sito della Regione Veneto e sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte.